Sento una grande emozione al ricordare quello che abbiamo fatto tanti anni fa. È stata una campagna, quella per la marcia allo Zingaro, che ha visto uniti tante persone e soprattutto abbiamo avuto l'appoggio dei giornali. E soprattutto tenuto conto del fatto che avevamo dato un approccio nuovo a queste manifestazioni, cioè sganciato dall'adesione nostra alle singole linee politiche. Su questa questione volevamo essere uniti tutti, da destra a sinistra, tutti uniti. E ci siete riusciti. E ci siamo riusciti. E quindi abbiamo avuto l'appoggio del Giornale di Sicilia, Dell'ora, ovviamente. dell'Ora, naturalmente poi per poco è stato poi dell'Unità e di tanti altri giornali, diciamo. E siamo riusciti, forse siamo avvantaggiati dal fatto che io quando ero stato in America mi aveva colpito molto il fatto che facevano gli ad hoc comiti, cioè i comitati che univano fra di loro persone che avevano idee diversissime Per un fra di unico loro, obiettivo. però avevano un obiettivo comune. Può darsi che mi abbia influenzato questo. E poi dal fatto di aver trovato persone molto in gamba, che adesso non ci sono più e le voglio ricordare sempre con grande affetto, con grande calma, soprattutto, no, soprattutto tanti, non li posso citare tutti, ma tra questi Crispi Del CAI. del CAI, e poi c'era Nicosia. Nicosia credo che sia vivo. No, dico, tra quelli che erano, non No, dico no, quelli no, che no, sono no, vivi, Nicosia dico in genere, in Nicosia genere. è detto è vivo e abbiamo dato autonomia piena, era il presidente del WWF allora, io ancora non ero presidente del WWF, allora era un iscritto, eccetera. E tanti altri, diciamo, in questo momento non mi vengono, ma soprattutto anche i giornalisti, perché era una campagna bellissima, è stata, perché siamo riusciti a creare questa unità di intenti superando le divisioni politiche che c'erano fra di noi. Ho detto di politica non E ho in quel detto periodo era in importante. quel periodo era importante, quindi praticamente c'è stata tutti i giornali che sono schierati con noi. C'era il Lora scatenato, c'era non mi viene in questo momento. Il male, che era il male. No, il male poi alla fine, il male ci ha sfottuto simpaticamente. No, il Lora Il giorno di c'era Sicilia. Gianni Monaco, Ah, Gianni Lo Monaco. sì. E vedi, ma arriva, Non ti preoccupare, quello che ricordi non è vabbè. importante. No, comunque non ha importanza questo. Allora, quello che volevo dire è questo. E tra i politici, chi è che ci ha aiutato, fra virgolette, di più? Ma a parte il fatto che è stata Messana di Alcamo la prima presentatrice del progetto di legge. E poi c'erano stati quelli del gruppo del PC, del Partito Comunista a suo tempo, però voglio ricordare anche Fasino, col quale ci siamo scontrati violentemente, però poi ha percepito che era una cosa non di comunisti, non di sinistra, ma una cosa utile Sì. e soprattutto ricordo una cosa buffissima, eh, perché parlai con quelli della segreteria, dico come vanno le cose? Ci dissimo all'onorevole che ne stiamo morendo aiuto che mani e che piede per fare sto zingaro. Io dico secondo me lui ha percepito che c'era questo movimento che era popolare, che non era Sì. né di destra né di sinistra e quindi diciamo si è cambiato opinione non tanto per la marcia perché avrà sentito questo commento l'onorevole ne sta morendo, andiamo a dare aiuto chi mani e chi piede. Franco, lo Zingaro è stato il primo, no? Poi sono seguite tutte le riserve e i parchi. E i parchi. Sì, praticamente allora in parole povere, in parole povere, è stata l'occasione per dare il via alla legge su parchi e riserve e non ci siamo accontentati che potessimo demanializzare le aree naturalistiche, ma volevamo una legge su parchi e riserve e le abbiamo incalzate, quindi i politici, diciamo così, alla fine anche Fasino che mi aveva sfottuto, diceva ma quando non si è vista mai una legge per una singola zona? Allora siamo stati costretti fortunatamente A inserire più inserire zone, Vendicari tante e zone. Pantali. E poi da lì sono nati Poi tutti. Adriana Laudani, Sono nati tutti Adriana quanti. Laudani di Catania, sono tante altre cose comiche che si possono raccontare, ma in questo momento non voglio complicare le cose. E quindi io suggerisco che il prossimo, quando lo farete, La prossima marcia, il prossimo anno 40 anni, stavolta ci sarai pure tu. Stavolta ci devi essere. Se c'è campo, C'è una voglia, un se anno campo, passa. e allora sia dedicato più che oltre che alla marcia, diciamo così, non si della marcia, Al ricordo. ma al ricordo della marcia, ma sia Alle nuove sfide. sia alle nuove problemi che ci sono per l'ambiente.
dalla plastica al mutamento Condizioni climatiche, climatiche certo. e alle altre cose che ci sono, che praticamente se non ci muoviamo a casino si fotte tutto il pianeta. Chiusa la cosa, Faremo, un abbraccio a tutti. faremo tesoro di questa tua, indicazione. È una mia proposta. Peccato che non ci sei. Comunque Vabbè, non ci speriamo sono. che questo Va video bene, diciamo, va bene. possa dare Va- diciamo, un contributo Va agli bene. amici di oggi. No, un abbraccio a tutti Un voi. abbraccio. Un abbraccio Ciao. a tutti voi, cioè, buon lavoro. Un abbraccio e un bacio, Dopo- penso di buon farlo lavoro, anche per gli altri. buon lavoro.